Secondo lei quelli del sud perché ce l'hanno a morte con questo progetto autonomista veneto? Perché al sud, soprattutto con le elezioni del 4 marzo, si è confermata quella che era un'aspettativa di assistenzialismo. Perché mi dispiace dire, purtroppo, questo governo ha due componenti completamente diverse. E soprattutto quella componente che ha vinto al sud ha mandato un messaggio contrario a quello che era l'aspettativa e che è l'aspettativa dei veneti. Quei veneti che chiedono autonomia per garantire quella competitività delle imprese che devono e vogliono produrre posti di lavoro. Dall'altra parte il messaggio è stato quello di dire no, c'è lo Stato che garantisce quel reddito di cittadinanza che ti accompagnerà giovane verso il tuo posto di lavoro, che forse però non ci sarà mai. Allora è questa la mia preoccupazione, di trovare all'interno del Parlamento, e anche le parole purtroppo della ministra Stefani mi preoccupano, perché appunto quel dire non sarà tolto un euro al sistema attuale di distribuzione delle risorse, quindi non sarà tolto un euro al sud, vuol dire che il Veneto potrà avere solamente appunto quello che lo Stato spende attualmente per il Veneto, che sappiamo è riduttivo sia rispetto alle spese nelle altre regioni, assistenzialiste, e anche rispetto a quello che è il residuo dovuto al prodotto interno lordo. Quindi è su questo che, al di là di quella che è la discussione attualmente tra ministeri, tra competenze, stanno discutendo oggi, sembra che sulla sanità si abbia raggiunto un accordo, ma la preoccupazione è che il Veneto non avrà un euro in più da poter indirizzare in maniera libera e soprattutto non avrà nessuna risposta su quelle che erano le aspettative che il Presidente Zaia ha portato come argomentazioni durante la propaganda elettorale del referendum. Quei 9 decimi del prodotto interno lordo che dovrebbero rimanere in Veneto.